Bentrovati, buongiorno. Argomento del giorno, l'aeroporto. Naturalmente il recupero di un aeroporto che c'era o un aeroporto nuovo. Allora ne parliamo con Fabrizio Carbonera, che mi dice essere stato un pilota civile e tuttora pilota civile, ma anche colui che è a capo di questo gruppo, insomma, che vuole che Cortina si riappropri di un modo di essere assolutamente importante. E vicino a lui c'è anche Manaigo, naturalmente, che rappresenta l'associazione albergatori, ma il nostro Gherardo anche naturalmente un po' il paese. Allora comincerei con Fabrizio. Fabrizio, ben arrivato e grazie naturalmente per queste notizie che devo dire si rincorrono molto, no? Grazie a voi. In questi giorni tra regione, se ne è parlato anche con Zaia l'altro giorno, e quindi tra una cosa e l'altra insomma pare esserci un grande entusiasmo attorno a questa idea di riaprire l'aeroporto o di aprire un nuovo aeroporto. No, di riaprire un aeroporto che non è mai stato chiuso. Ecco. Tanto è vero che è ancora presente sulle carte aeronautiche ufficiali con la dicitura abbandonato, il che vuol dire che se io sono un aereo in difficoltà posso atterrare in questa pista. Ho visto la carta geografica, in effetti in questa carta, come si chiama? È una carta aeronautica ufficiale nazionale. Ecco, c'è proprio ancora compreso l'aeroporto di Cortina, ben segnato e ben indicato. Allora, tu sei a capo di questo, definiamolo, comitato, ma non è proprio una cosa di ieri, no? Perché mi dicevi che al sindaco di Cortina avevi tra l'altro già consegnato il progetto, un'idea di progetto? Sì, diciamo che forse ti ricorderai che 15 anni fa venni ancora da te e ti presentai un progetto simile. Appunto. Questa è una elaborazione migliorata, approfondita anche con le tecnologie che chiaramente in questi 15 anni sono sovvenute e che secondo me veramente rappresenta il massimo della sicurezza e della, diciamo così, disponibilità verso il turismo e verso uno sviluppo turistico per Cortina. Allora, la struttura come adesso è molto complessa. Voi avete intenzione di cambiarla, renderla sicuramente più agibile, meglio sfruttata, diciamo, no? Sì. Visto che lo spazio c'è. Beh, parliamo di impatto ambientale. L'impatto ambientale deve essere assolutamente basso, nel senso che la struttura fisica dell'aeroporto dovrà essere, in quello che è il nostro progetto ideale, dovrà essere fatta tutto con materiali il più possibile ecocompatibili, assolutamente inseriti nell'ambiente. Per quanto riguarda invece le parti aeronautiche ci sono degli obblighi, ci sono delle necessità, ma sicuramente tutto quello che è il massimo rispetto degli animali e della natura per noi è principale. Considera questo che per esempio Milano-Bresso, che ha vicino un parco, gli animali scappano dal parco perché ci sono bambini, biciclette, palloni e si riversano tutti in aeroporto. Facilmente in decollo mi trovo a gareggiare con fagiani o con lepri o addirittura daini. Addirittura? Sì, c'era un daino anche un bel pericolo. Sì, il daino si divertiva a tirare giù i nostri cartelli addirittura. Ma pensa a te, insomma, un stretto contatto che sarebbe meglio evitare, mi sembra di capire. Sicuramente sì, però questo dimostra che tutto sommato l'impatto dell'aeroporto all'interno della natura è relativamente violento, anzi, come diciamo noi piloti, con un chilometro di strada o di strada ferrata non si va da nessuna parte, con un chilometro di pista si va in tutto il mondo e viceversa. Ecco, tu dici che la strada e la ferrovia, lo dite tutti veramente, sono ferite mortali, no? Perché c'è tanto lavoro, bisogna scavare, bisogna produrre gallerie, insomma si lavora tanto e si lavora a lungo. Ma sicuramente la strada e la ferrovia sono mezzi di trasporto molto di massa che permettono il traffico di tante persone. L'aeroporto invece ha una quantità di turismo più limitato, però mi permette di avvicinare turisti che sono fisicamente distanti. Cioè, io da Milano ci impiego 6 ore, se ci fosse l'aeroporto in 40 minuti sono a Cortina e a questo punto mi faccio anche i weekend, non mi faccio solo le vacanze.
Quindi anche una questione turistica proprio dal punto di vista della ripresa, no? Del settore dell'economia locale. Perché a nord e non a sud di Cortina? Perché a nord la pista c'è già e ha già tutta una serie di certificazioni. A sud noi abbiamo visto non ci sono le minime che si chiamano servitù aeroportuali e quindi sarebbe tutta una cosa da sbancare montagne, mentre a nord abbiamo già tutto. Allora, sentirei anche Gherardo. Gherardo, allora, si è ripreso un discorso molto importante per Cortina, naturalmente chi è contro, chi è a favore, ma mi sembra che tutto sommato finora ci sia un giusto entusiasmo attorno a questa idea di riavere l'aeroporto a Cortina. Sì, è una notizia positiva perché per la nostra località ci permette di essere vicini e collegati agli hub più importanti e non solo. La possibilità con un investimento relativo rispetto a quello che si sente adesso parlare di autostrade o addirittura del treno è anche immediato, perché qualora ci fossero i vari ok burocratici, mi sembra di aver capito che addirittura in 1 anno e mezzo si arriverebbe già al primo volo. Quindi in vista dei mondiali 2021 ci potremmo proporre con una nuova forma di collegamento, perché ci saranno circa 15.000 spettatori da movimentare e anche chiaramente abbiamo una serie di manifestazioni da qua al 2021. Proprio questa mattina eravamo in riunione con i circoli sportivi europei che sono venuti dall'8 al 13 di marzo, porteranno da 800 a 1000 persone qui. Sì, i circoli sportivi sono all'interno delle multinazionali europee, quindi abbiamo sia dirigenti che impiegati che operai, e chiaramente avere un collegamento del genere, capite bene che avvantaggerebbe di moltissimo Cortina. Allora, quale aeromobile? Dicono che la tecnologia aeronautica sta facendo passi da gigante. Sì. Ecco, oggi dice per il tipo di traffico a cui pensiamo vi sono fortunatamente aeromobili con un buon rapporto costi-chilometri e con performance decisamente compatibili con il territorio a cui ci riferiamo. Sì. Quindi insomma non ci viene a costare neanche tanto, detto in parole semplici, oppure costa? No, sicuramente il fattore costo passeggero chilometro è un fattore molto importante. Ecco, vorrei un attimino che lo spiegassi. Sì, nel senso che nel campo aeronautico si considera, i costi vengono considerati in funzione del costo per chilometro per passeggero. Sì. Noi abbiamo fatto delle ipotesi. Noi non vogliamo essere un hub, vogliamo essere un aeroporto di connection, nel senso che porto i miei turisti da Venezia a Cortina, porto i miei turisti da Verona a Cortina, da Milano a Cortina, dove questi turisti sono arrivati, sono sbarcati magari con dei voli intercontinentali, per cui ecco che io riesco ad ampliare il turismo a livello veramente mondiale, internazionale mondiale. Senti, prima diceva, lo chiedo a Gherardo, che sia il caso anche di coinvolgere la cittadinanza del paese in questo, cosa dici? Senz'altro sì, bisogna, anzi è doveroso aprire un dibattito, un confronto e capire tutti insieme i vantaggi che vengono dati dalla riapertura dell'aeroporto e chiaramente ascoltare anche chi non è d'accordo, informandolo dei pregi e dei difetti che può dare l'aeroporto. Valutiamo anche il fatto che a quanto ho letto nella documentazione ci sarà anche un impiego di circa 20-30 persone tutto l'anno. Quindi lavoro anche. Sì, anche lavoro. Sì. Quindi si creano delle professionalità
all'interno di Cortina, che in questo momento penso sia anche questo importante, per non dire poi l'aspetto proprio economico dell'operazione, nel senso che è indubbio che essere collegati meglio permette una migliore valorizzazione degli alberghi, ma non solo, anche di tutto il patrimonio immobiliare di Cortina. Il fatto di essere più vicini, più facilmente raggiungibili, permetterà sicuramente di affittare meglio le case, permetterà sicuramente di portare persone che arrivano da tutta Europa, che chiaramente dispongono poco tempo per fare i trasferimenti. Proprio l'altro giorno abbiamo ospitato qui una delegazione russa di un grosso tour operator che in Sicilia porta da 30.000 russi ogni anno, e loro hanno i voli che atterrano a Roma, fanno Mosca-Roma a prezzi veramente stracciati. Sì. Il problema nostro è portarli a Cortina, quindi da Roma, se ci fosse un collegamento, il gioco sarebbe molto più facile. Certo. Invece allo stato attuale, nel pacchetto che si va a vendere in Russia, incide molto il trasferimento da Roma a Cortina. Allora, mi spiegate un po' come potrebbero essere gli aerei in grado di atterrare, cioè qual è la scelta? Sono belli, sono bellissimi, sono macchine modernissime. Noi abbiamo pensato a macchine come il Dornier 328, il Saab 2000 o l'altro, il famoso Twin Otter, che ormai è un aereo di antica progettazione ma fantastico, oppure il Dash 7, che è un'altra macchina modernissima che è usata da molte compagnie austriache proprio per i voli in montagna. E anche in Norvegia, che si fa tutti i piccoli scali delle piccole città norvegesi. Allora, la burocrazia è tanta? Sì. O poca? Non so com'è? È tanta, in parte anche giusta, in parte magari è un po' ridondante. Tuttavia posso capire come un ente importante come l'ENAC assolutamente voglia essere sicuro che si facciano le cose in una determinata maniera. Difatti noi crediamo, l'ENAC ci ha già detto che ci avrebbe dato aiuto, e noi speriamo proprio che ci dia quell'aiuto e quei consigli che ci servono per fare le cose fatte bene e estremamente sicure. Tornando a Gherardo, parlando sempre di Cortina, anche realtà che abbiamo già potrebbero diventare attrattive e importanti, no? Se avessimo l'aereo che ci porta, per esempio il Golf. Sì, il Golf, fra l'altro adesso con il completamento del campo da golf da 9 a 18 buche, esatto, permetterà veramente il pacchetto aeroporto più golf, veramente un incremento turistico di questo sportivo, di questo sport. Infatti i golfisti girano tutta Europa in cerca dei migliori campi, e chiaramente assieme a loro molte volte sono con la famiglia e rimangono 3-4 giorni nella località, quindi il connubio ben si presta. Però ce ne sono anche altre, no, di realtà che potrebbero avvantaggiarsi dell'aeroporto, no? Sì, certo, sì, il fatto di essere facilmente raggiungibili è una cosa positiva per qualsiasi collegamento agli aeroporti, ma poi noi parliamo, almeno qua ho capito che ci siano intenzioni di portare delle linee, però c'è il turismo proprio d'élite, che sono proprietari di aeromobili che possono comodamente venire a Cortina. Ecco, si possono fare anche gli atterraggi, diciamo, di soccorso, in questo caso si potrebbero fare. Nell'aeroporto è previsto una piazzola 24 ore, naturalmente la parte notturna riservata alle emergenze, per cui l'elisoccorso potrà operare in piena sicurezza anche di notte. Sì, ecco, questo mi sembra quanto mai opportuno, vista anche la situazione che non lo prevede per il momento, no? Soccorso notturna. La cosa bella di questo aeroporto è che io arrivo direttamente sulle piste di sci,
Invece in altri aeroporti arrivo in una città e poi devo prendere qualcosa che mi faccia fare magari ancora un'ora e mezza di pullman per andare dove voglio andare a sciare. No, io arrivo a Cortina, mi metto gli sci ai piedi e posso già cominciare a fare il mio sci di fondo, perché praticamente le piste di fondo sono intorno all'aeroporto, ma mi basta un pulmino che mi porta fino alla risalita del Faloria e io in 10 minuti ho già gli sci ai piedi. Senti Fabrizio, ma è davvero pericoloso l'aeroporto? Perché poi insomma dopo l'incidente è stato chiuso, se ne è parlato qualche volta, ma così per dire qualcosa, ma in realtà di concreto non c'era nulla. Ma è davvero pericoloso? Perché poi è questa la domanda che si pongono un po' tutti. Beh, in aviazione l'errore si paga e si paga molto caro. Io l'anno scorso a settembre ho perso un caro amico a Venezia durante un'esibizione aerea, non so se ve la ricordate. Sì. Addirittura lì non fu neanche un errore del pilota, ma fu un cambio di aeromobile che aveva delle performance leggermente diverse. Sì. Quindi in aviazione l'errore si paga caro. È per questo che questo aeroporto è un aeroporto per professionisti, per gente che sa volare molto bene. Difatti il taglio è su un certo tipo di aeromobile. Poi se qualcuno vuole provare ad arrivare, magari in accordo con ENAC, che dovrà essere lei che ci dice come dobbiamo fare le cose, potremo prevedere delle certificazioni particolari come in tanti altri aeroporti del mondo. Allora Gherardo, senti, mondiali 2021, sarebbe già una bella apertura, no? Avere l'aeroporto. Certo, è un'occasione per riqualificare Cortina e ripartire col piede giusto. Che meraviglia, io insomma sono sempre per fare, mai per disfare. I costi, adesso però parliamo di soldi, di denaro, dei costi, con Fabrizio. Allora, quanto costa? Cioè detto così, ma la lista della spesa, ma allora, io ti chiedo. Innanzitutto cerchiamo di partire da un concetto molto importante. Alla comunità non deve costare niente. O meglio, a me sarebbe piaciuto che Cortina capisse l'importanza dell'aeroporto per se stessa. Invece c'è bisogno dell'apporto di finanziamenti esterni. L'aeroporto dovrebbe costare 10-12 milioni di euro al suo stato finale, se riusciamo a fare tutto ciò che desidereremmo fare. Noi avanzeremo per step, naturalmente questi step saranno comunque utili, non saranno delle cose sterili. Poi vedremo fino a che punto il mercato ci risponderà. Noi riteniamo che il mercato risponda bene, anche perché già adesso abbiamo tutta una serie di contatti, ci pervengono contatti che ci dicono di essere estremamente interessati. Io spero che Cortina capisca l'opportunità che gli viene offerta. Sì. Allora, sì, insomma, una cifra l'abbiamo poi detta, insomma, gente disposta a metterci il denaro pare ci sia, insomma. Denaro non è un problema, il vero problema è un altro. Cioè? Ed è un problema molto grosso. Le motivazioni per cui la gente viene su, il mondo è cambiato, non è più un mercato di offerta, è un mercato di richiesta. La gente richiede determinate cose, determinati servizi, determinati prodotti. Una volta bastava offrire uno scenario spettacolare ed era tutto quello che andava. Oggi invece la gente vuole determinate cose, o gliele diamo o la gente cambia destinazione. L'aeroporto deve essere un tramite per cui poi Cortina deve tornare a diventare la Cortina che conosciamo. Come ti ho detto, una delle idee che adesso stiamo pensando è di portare su addirittura un ensemble della Scala, quindi situazioni e degli eventi di altissimo livello qualitativo. Sì, perché Cortina è anche degna, secondo me, di ospitare queste cose, è una bellissima città. Allora, senti, cosa ne pensi? Naturalmente mi riferisco al presidente dell'Albergatori. Cosa ne pensi, Gherardo? Come dicevate, Cortina ha un immenso palcoscenico che in questi giorni veramente ha fatto cornice a tante bellissime manifestazioni ed eventi. Abbiamo bisogno di essere collegati meglio. Purtroppo ci sono state anche problemi con le frane qui sulla statale, e
viviamo sempre un po' con questo pensiero ormai. Io sono un po' concreto, vorrei anche il treno, vorrei un collegamento autostradale fino almeno a dopo Longarone, però gli anni passano. Invece qui abbiamo una risposta immediata fatta in project financing, e quindi credo veramente che si possa aiutare questo gruppo, perché vedo positivamente solo dei benefici. È chiaro che l'ideale sarebbe stato avere un aeroporto in un'altra vallata, così noi avremmo avuto il vantaggio di essere qui nel nostro silenzio di Cortina. Però io sono disponibile come ampezzano a cedere una po' della mia libertà di godere del panorama, di vedere delle aeroplani che passino, però sapendo passano lo stesso. Sì, sapendo che sono sulle rotte, quindi. Esatto, sapendo che poi il paese ha una possibilità enorme per riprendersi, per avere gli alberghi pieni, gli appartamenti, i negozi che girano, e quindi avere il benessere che chiaramente Cortina si aspetta e si merita di avere, ecco. Allora, prossimo passo, sì, scusami Fabrizio, Prego. Prossimo passo è quindi aspettare ciò che dice il sindaco, quello più immediato, sì. no? Sì, perché deve essere soprattutto rispetto della volontà dei cittadini, Va bene, assolutamente. per questo, giustamente. Martedì lo avremo qui perché è il primo martedì del mese e quindi gli faremo la giusta domanda. Allora, Fabrizio Carbonera, Gerardo Maneigo, grazie infinite, e allora tutti insomma con, come posso dire, con col V di vittoria, o è troppo presto? Aspettiamo un attimino. Aspettiamo un attimino, va bene. Grazie infinite Grazie, ancora. grazie a a voi. voi. Finisce Grazie qui il a Cortina. giornale. Grazie, arrivederci.